Marmolada trovati oggi i corpi di altri 2 escursionisti sotto i detriti della frana di ghiaccio, per ora non riconosciuti. Le vittime salgono così a 9. RIS di Parma a Canazei da questa mattina per prelevare i campioni biologici per l'identificazione delle vittime. Da domani partiranno le ricerche anche da terra grazie all'installazione di radar come quelli utilizzati per la valanga di Rigopiano. Rimangono stabili le condizioni del trentenne di Fornaci in provincia di Trento ricoverato al Cafoncello. La notizia che Davide Carnielli è vivo ha fatto dire al sindaco: abbiamo ricevuto una grazia. Un articolato sistema di monitoraggio del territorio, un progetto unico al mondo. L'assessore regionale Bottacin rilancia una proposta già avanzata 2 anni fa al governo. In sella allo scooter si schianta contro un'auto mentre discende il cavalcavia di via Dalmazia a Padova. Nulla da fare per un 52enne, ennesima vittima delle strade. 67enne padovano massacrato di botte dal figlio 24enne che aveva rimproverato per essere tornato a casa ubriaco. L'uomo aveva già denunciato in passato il giovane per maltrattamenti. Aiuti Covid, 44 denunciati dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Hanno percepito oltre 1.300.000 euro di aiuti statali senza averne diritto. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Partiamo dalla tragedia in Marmolada. Oggi c'è stata una nuova conferenza stampa, è avvenuta nel tardo pomeriggio dopo la riunione tecnica con il comandante del RIS Gianpietro Lago. Oggi i lavori continuati con i droni hanno fatto ritrovare altri 2 corpi, le vittime salgono così a 9, restano 5 le persone ancora disperse, reclamate dalle famiglie e sono tutti veneti. Il ritrovamento dei resti è stato agevolato dallo scioglimento della superficie di diversi centimetri e domani mattina presto le ricerche inizieranno con squadre a terra nella parte sottostante al ritrovamento odierno. Gli operatori che interverranno saranno legati con un gancio baricentrico all'elicottero. Le ricerche continueranno a oltranza. Sentiamo. Oggi le vittime accertate salgono a 9, quindi abbiamo 2 vittime in più rispetto a ieri. Di queste 4 sono riconosciute dai familiari e 5 non identificate. Il fatto che oggi ci siano stati questi ritrovamenti dimostra che nulla è lasciato al caso, che si sta facendo tutto il possibile, come è stato detto nei giorni scorsi, per cercare di trovare queste persone. La strategia utilizzata si è dimostrata quella giusta ed efficace finora messa in campo. Sono stati appunto localizzati questi ritrovamenti con l'ausilio dei droni dei vigili del fuoco e successivamente è stata fatta appunto un'operazione di recupero. È stata composta una squadra di recupero interforze da tutti gli enti che partecipano al soccorso. Questo dimostra la sinergia che si è creata in questa occasione ed sono state appunto recuperate queste salme, 2 salme. Ci siamo trovati, ci siamo organizzati per domani mattina, molto presto, per fare un'attività di ricerca a vista di persona con squadre a terra, nella parte appena sottostante a quella del ritrovamento odierno. Garantiremo per questa operazione tutta la sicurezza possibile, anche con l'ausilio, come già detto, di tecnologia a monte, vicino al pezzo di ghiacciaio ancora rimasto pendente, e con un monitoraggio e una comunicazione per un eventuale movimento di quel pezzo pendente immediata.
Così i principali attori dunque li avete visti di queste complesse ricerche. La prevedibilità dell'evento è esclusa, non c'è. Noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e ricostruire il fatto. In questo caso a parlare il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, sull'inchiesta per disastro colposo aperta in seguito al disastro appunto della Marmolada. Sentiremo persone, vedremo filmati e coinvolgeremo il mondo scientifico per capire dal punto di vista idraulico come mai c'era questa grossa massa d'acqua, ha aggiunto il procuratore parlando appunto dell'inchiesta. RIS di Parma intanto a Canazei da questa mattina per prelevare i campioni biologici e compararli così da aiutare l'identificazione delle vittime. Da domani partiranno le ricerche anche da terra grazie all'installazione di radar che permettono di monitorare le instabilità della montagna. Mentre la Marmolada restituiva nuovi resti in Val di Fassa, arrivavano i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Il loro compito, affidato dalla Procura di Trento, è eseguire indagini biologiche sul materiale genetico prelevato, compararlo poi con il DNA presente su altri oggetti delle persone ad oggi ancora disperse con quello dei parenti giunti a Canazei per ritrovarle. Sull'altro fronte, quello del monitoraggio del ghiacciaio sulla montagna, per rilevare altre condizioni di instabilità che potrebbero ulteriormente compromettere le ricerche, da ieri sono operativi radar usati a Rigopiano. Arrivati su richiesta della Protezione Civile Nazionale, questi strumenti altamente sofisticati sono già stati posizionati all'interno della massa di ghiaccio nella parte più alta, quella ritenuta ancora instabile. I 2 radar interferometri sono operativi da ieri, fino ad ora non hanno registrato movimenti. Da domani consentiranno la ripresa delle ricerche da terra, che si aggiungeranno al lavoro dei droni. Per i movimenti improvvisi invece è stato installato anche un radar Doppler. Restano interdetti all'accesso, se non al personale, i sentieri che sono costantemente monitorati da Polizia Locale di Canazei e dal Corpo Forestale nel versante nord con la Forcella Marmolada. Il divieto interessa anche gli alpinisti che risalgono la parete sud-ovest. Per i trasgressori è pena la denuncia. Nelle foto diffuse in queste ore le primissime immagini della montagna poco dopo il crollo del Saracco, ripresa dall'obiettivo del soccorso alpino. E quando si fanno le operazioni contestualmente a quello che è in termini di tempo la possibilità proprio di fare più cose insieme, si cerca anche di fare delle foto, di documentare quelli che sono tecnicamente definiti gli atti irripetibili, perché poi possono risultare importanti nelle fasi successive, in questo caso per il riconoscimento delle salme o appunto proprio per il riconoscimento delle persone che sono finite in ospedale. E proprio a bordo di Delta Eco è stato avvistato il corpo del paziente poi tratto in salvo e ora ricoverato al Cafoncello di Treviso. Avevamo individuato dei 4 superstiti sopra la superficie della neve, del ghiaccio, e uno di questi era appunto quello di cui ci siamo occupati, il ragazzo che è stato poi intubato e portato a Treviso dall'equipaggio di Delta Eco. Intanto a Canazei, sabato, giorno in cui il vescovo di Vicenza e l'arcivescovo di Trento celebreranno una messa in ricordo delle vittime, sarà giorno di lutto cittadino. Bandiere listate a lutto e un momento di raccoglimento cui però non farà seguito il suono delle sirene. Oltre al rumore degli elicotteri che si levano in volo, ci sono le prime parole di una sopravvissuta a rompere il silenzio di queste ore. Ti amo, Tommaso, sempre e per sempre. Alessandra Camilli, 51enne di Schio, ora ricoverata a Trento, le ha affidate a Facebook per il suo Tommaso Carollo, una delle 4 vittime accertate. Sto malissimo ma sono viva, grazie a tutti di essermi vicino, si legge in un secondo messaggio. Lo abbiamo sentito menzionare poco fa, rimangono stabili le condizioni del 30enne di Fornaci in provincia di Trento, ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso. La notizia che Davide Carnielli è vivo ha fatto dire al sindaco: abbiamo ricevuto una grazia. La situazione è comunque delicata, ma c'è stato veramente un qualcosa di miracoloso. Da Fornace, comune alle porte di Trento, il sindaco Mauro Stenico non esita a parlare di miracolo per la vita risparmiata dal crollo in Marmolada del 30enne Davide Carnielli, che è anche consigliere comunale nella sua comunità. Dato per disperso, poi il timore che fosse addirittura tra le vittime, infine il riconoscimento in ospedale grazie alle foto che il governatore Zaia ha fatto scattare dai sanitari mostrandole ai familiari. I piedi, un orecchio, i genitori hanno ritrovato
Davide. Un caso risolto, ha sottolineato oggi Zaia, bypassando la privacy e che ha ridato speranza alla famiglia e alla comunità, in cui il giovane a livello amministrativo si è concentrato sulla valorizzazione dei percorsi a piedi e in bicicletta rivolti ai turisti. Il sindaco è in continuo contatto con la famiglia. L'ultimo contatto è stato che ho avuto con i familiari direttamente ieri sera. Certo, la notizia del suo riconoscimento è stata una notizia di giubilo per tutta la comunità e anche per l'amministrazione comunale di Fornace, di cui lui fa parte come consigliere, fra l'altro, e bisogna in questo momento rimanere in attesa. Ricoverato nella rianimazione della neurochirurgia, il quadro clinico di Davide è complesso ma stabile. Siamo tutti vicini a Davide, alla famiglia, e siamo vicini con la preghiera soprattutto, perché speravamo fin dal primo momento in un miracolo. Una grazia qui c'è stata, perché non mi sento di esprimerlo con altre parole, e attendiamo il suo ritorno in Consiglio Comunale. Il posto suo ovviamente c'è, verrà conservato, e che passi un mese, che passi un anno, che passino 6 mesi, questo non ha nessuna importanza. Non appena sarà pronto possiamo accoglierlo volentierissimamente fra di noi e con grande felicità. Un articolato sistema di monitoraggio del territorio è un progetto unico al mondo. L'assessore regionale Bottacin rilancia una proposta già avanzata 2 anni fa al governo, auspicando che venga finanziata nell'ambito del PNRR. L'acronimo è PIMOT e sta per Piattaforma Intelligente di Monitoraggio del Territorio. A presentarne il progetto al governo, ancora a fine 2020, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ne è anche l'ideatore. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutte le reti di monitoraggio che già esistono, penso per esempio alla portata dei fiumi, piuttosto che la qualità dell'aria, piuttosto che pochi sanno che noi abbiamo il monitoraggio di tutto il territorio del Veneto da satellite per verificare gli spostamenti appunto dei suoli, e implementarlo con altri strumenti che poi a loro volta vengono integrati con applicativi. Tutto questo messo insieme e fatto parlare, avvalendosi anche di intelligenza artificiale e modalità di autoapprendimento, sarebbe uno strumento assolutamente potentissimo, in grado di controllare tutto. E in questo modo consentire a chi amministra il territorio di prendere delle decisioni non solo per stabilire che priorità dare alle opere da realizzare, ma anche per intervenire in caso di condizioni che possano presupporre un rischio. Non è detto, aggiunge Bottacin, che nel caso della Marmolada sarebbe stato efficace. Un distacco improvviso come quello di domenica non è prevedibile, ma è possibile riconoscere le condizioni complessive in cui determinati fenomeni si verificano. Il Veneto ha già diversi strumenti operativi. Stiamo utilizzando gli strumenti simili a quelli che l'Università di Firenze sta montando proprio sulla Marmolada per monitorare la parte del ghiacciaio che non si è ancora distaccata e verificare appunto se è possibile intervenire via terra con i soccorsi. Ecco, lo utilizziamo per esempio sulla frana di Perarolo di Cadore, in modo da tener conto sia dei movimenti lenti che dei movimenti più rapidi. La proposta avanzata dall'assessore Veneto al governo è quella di finanziare la concretizzazione di questo progetto, che ha già incassato il sostegno del capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio e del mondo accademico con i fondi del PNRR. Abbiamo fatto questa proposta al governo, e cioè di finanziarlo, di verificarlo come progetto pilota in Veneto, e poi, se viene rilevata la sua efficacia, di eventualmente estenderlo a tutto il territorio nazionale. Abbiamo fatto una pianificazione pluriennale, perché ci sono dei costi iniziali che possono essere più alti e poi dei costi di gestione, ed è un progetto che vale alcune decine di milioni di euro sul medio-lungo termine. Fin qui la pagina dedicata alla Marmolada. Prima di proseguire con gli altri servizi di cronaca, apriamo una parentesi su Asiago, perché ormai mancano solo 2 giorni al raduno triveneto degli alpini. Ci colleghiamo in diretta con il collega Ferdinando Garavello per respirare un pochino l'aria che si respira proprio lì in altopiano. Buonasera Ferdinando. Buonasera anche ai nostri telespettatori.
effettivamente l'aria dell'altopiano è buona, anche perché ha fatto 2 gocce questa notte, si è rinfrescato, si rinfrescherà ulteriormente secondo i meteorologi nei prossimi giorni. Qui si preannuncia un fine settimana molto bello anche dal punto di vista climatico per le decine di migliaia di persone che arriveranno in altopiano per il raduno del terzo raggruppamento, ma ce ne parla, perché ne sa molto di più, Giuliano Rebeschini del comitato organizzatore della Dunata Triveneta. Insomma, ci siamo, dai, siamo quasi alla fine del percorso. Sì, finalmente possiamo dire i dettagli di tutto l'aspetto organizzativo. Macchina che si era già messa in moto 2 anni fa, che poi a causa del Covid ci ha fatto slittare tutti i 2 anni. Naturalmente questo è un avvenimento per celebrare i 100 anni del primo raduno che si è svolto sull'Ortigara nel 1920. E quest'anno, con 2 anni di ritardo, andiamo a celebrare il centenario. Quindi siamo ormai pronti, speriamo ci sia molta gente, molta affluenza, visto anche le condizioni del tempo che, se vengono rispettate, ci danno bel tempo sia venerdì, sabato che domenica. Quindi speriamo bene. Siamo sicuri, insomma, incrociamo le dita, ma ricordiamo che si sarebbe dovuto svolgere il raduno del centenario nel 2020, perché nel 1920 gli alpini si sono radunati sulla cima dell'Ortigara, il loro calvario. Lo ricordiamo per i nostri telespettatori. È successo quello che è successo, è stato tutto spostato di 2 anni. Adesso i nostri alpini, insomma, non stanno più nella pelle, sono stanchi, perché effettivamente è stata una bella corsa, e anche emozionati. Sicuramente. Abbiamo lavorato sodo, tutto il comitato organizzatore si è impegnato moltissimo e ormai, come dicevo prima, siamo pronti e anche ansiosi che venga domenica sera, perché in un certo qual modo siamo stanchi, ma molto felici di poter ben figurare con questo nostro raduno. E speriamo appunto ci venga riconosciuta tutto l'impegno che abbiamo profuso. Su questo non ci sono dubbi. Ricordiamo solo che saremo in diretta sabato sera con i cori, il colore dall'altopiano, e naturalmente domenica mattina con tutta la sfilata, quindi noi vi ricediamo la linea, vi auguriamo una buona serata. Grazie Ferdinando, grazie al tuo ospite. A noi piacerebbe continuare a parlare di questi momenti festosi, ma c'è la cronaca purtroppo di cui dare conto. C'è stato ancora un incidente mortale sulle strade padovane, in questo caso ieri sera a Schianto sul cavalcavia Dalmazia, morta una donna di 52 anni. Lo schianto violento tra un'auto e uno scooter, ancora un incidente mortale sulle strade del Padovano. La vittima è una donna di 52 anni che ieri sera verso le 22:45 stava viaggiando in sella al suo scooter lungo il cavalcavia Dalmazia. La vittima stava affrontando la rampa discendente quando all'improvviso, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è schiantata frontalmente con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia da via Tre Venezie verso via Sarpi. Ad avere la peggio è stata proprio la 52enne che era in sella allo scooter. Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. La donna viveva a Padova. Ferito anche l'automobilista, che è stato portato in pronto soccorso e oltre alle cure è stato sottoposto agli esami del sangue per accertare la presenza o meno di alcol o altre sostanze. La polizia locale di Padova sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. È morto davanti agli occhi della moglie di un amico. Alberto Bressan, 53 anni, vicentino, grande sportivo e praticante di triathlon, ha perso la vita a Pellestrina, dove stava trascorrendo le vacanze durante la corsetta mattutina a Santa Maria del Mare, a circa un paio di metri dall'inizio della diga. Un improvviso malore, poi si è accasciato al suolo. I soccorsi sono stati tempestivi, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Bressan era figlio di Sante, politico di primo piano nella città berica e vice sindaco di Vicenza dal 1981 al 1985, lascia la moglie e i 2 figli di 23 e 17 anni. E c'è stato un brutto episodio di cronaca nell'Alta Padovana, dove un padre è stato picchiato dal figlio ubriaco. Massacrato di botte dal figlio. L'unica colpa di un padre 67enne residente in un comune dell'Alta Padovana, quella di aver rimproverato il figlio 24enne che era tornato a casa per l'ennesima volta ubriaco. Una situazione che va avanti da tempo. Già in passato l'uomo era stato malmenato dal giovane. Questa volta però calci e pugni hanno ridotto in gravidissime condizioni il 67enne, che è stato portato in ospedale dai medici del 118, che hanno subito allertato anche i carabinieri. Il figlio si è accanito con calci
calci e pugni soprattutto alla testa del padre. Portato in caserma, era già stato denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo ha un problema con l'alcol e spesso sfoga la sua violenza contro il padre, tanto che la sua vicenda è seguita dai servizi sociali del comune dell'Alta Padovana, dove risiede la famiglia. Covid e rimborsi, 44 denunciati dalla Finanza di Vicenza che hanno percepito oltre 1.300.000 euro di aiuti statali senza averne diritto e bloccata l'erogazione di ulteriori 450.000 euro. Contributi Covid incassati durante il periodo della pandemia attraverso dichiarazioni irregolari. Si tratta di contributi legati alle misure di sostegno Covid. Nello specifico, l'attività della Guardia di Finanza di Vicenza ha consentito di accertare una frode complessiva per oltre 1.700.000 euro, con un'illecita percezione di sussidi statali per oltre 1.300.000 euro. L'erogazione di quasi 450.000 euro di contributi indebitamente richiesti ma non ancora riscossi invece è stata tempestivamente bloccata dai finanzieri. La Guardia di Finanza, al termine di un lavoro durato mesi, ha denunciato 44 persone riscontrando 87 casi di illecita percezione di contributi a fondo perduto. Tra le aziende segnalate alla Procura Berica, imprese di volantinaggio, di fabbricazione e commercio di mobili, di lavorazione di legname, ma anche bar, gelaterie, attività di imballaggio e di confezionamento, di lavorazione orafa e un barbiere. I controlli hanno interessato quasi tutto il territorio della provincia, da Vicenza a Bassano, ai principali comuni come Schio, Tiene, Asiago, Marostica, Rosà, Cornedo Vicentino, Due Ville, Sandrigo, Altavilla Vicentina e altri. Ne abbiamo parlato poco fa, si avvicina la Dunata Triveneta degli Alpini ad Asiago dall'8 al 10 di luglio, quindi nel fine settimana. Noi ogni giorno parliamo di alpini e altopiano con una serie di pillole e racconti per immagini il rapporto. Raccontiamo tra le penne nere questo meraviglioso territorio. Su Antena 3 Aspettando gli Alpini va in onda ogni giorno alle 14.35, 20 e 15 e 23 e 25. È tutto, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Venezia e subito le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al Meteo. Stop all'anticiclone africano. A spazzare via definitivamente la calura opprimente sarà una perturbazione che con l'ingresso di aria fresca causerà anche qualche disturbo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto giovedì 7 luglio si svilupperà una diffusa instabilità atmosferica. Questo significa in altre parole che ci attendiamo alcune precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Inizialmente sui rilievi e sulle zone limitrofe, con il passare delle ore non si escludono delle piogge un po' su tutta la nostra regione. Temperature come detto in lieve diminuzione, minime tra 16 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, situazione variabile anche qui con sole al mattino, a seguire qualche precipitazione un po' dappertutto. Temperature minime sui 15-21 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti, con possibilità anche in questo caso di qualche rovescio, specie verso il pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.